Buongiorno a tutti, oggi sono nel parco regionale dei Colli Euganei, sono in questa piccola frazione, in questo posto che si chiama Casa Marina, che è una struttura che si trova nel versante sud del Monte Venda e sto appunto partendo per fare l'escursione del Monte Venda. Allora, poco dopo Casa Marina c'è un sentiero sulla destra che parte, si chiama Sentiero Lorenzoni, e la prima tappa della giornata che vi voglio mostrare è il monastero degli Olivetani. E intanto si procede in mezzo a questo bosco, in mezzo a questa natura, in questa mattinata freschina, devo dire, però che ha tutta l'aria di riscaldarsi e diventare bella calda, con tante cose da farvi vedere e raccontarvi in questo video. Stamattina, non so se si vede o se si percepisce dal video, sono un po' assonnato, quindi cosa c'è di meglio che non fare una bella salita che spinge un pochino. E sono un po' stanco perché finalmente ieri sera sono tornato a far festa e ad ascoltare musica in un locale. Era una cosa che non succedeva da un bel po' di tempo e quindi mi sono proprio divertito. E oggi è ora di smaltire tutte le birrette, quindi si parte, anzi più che si parte, si prosegue e vi racconto piano piano questo sentiero. Giù in fondo si comincia a scorgere tra gli alberi i ruderi del monastero degli Olivetani. Qui sono infatti al bivio Olivetani e ci vorranno una ventina di minuti per arrivare. Si va su di qua, seguo sempre il tracciato numero 4, anche se qui in realtà si snodano un sacco di sentieri e si possono scegliere ogni tipologia per divertirsi. Si può scegliere veramente ogni tipologia. È molto bello e i Colli Euganei si fanno sempre sentire. Hanno delle pendenze interessanti in cui ci si diverte. Eccomi arrivato al monastero degli Olivetani, sono praticamente sopra alla cima del Venda e qui nell'ottobre del 1818 venne il poeta Percy Shelley e scrisse: "Isole in fiore si trovano nel mare della vasta angoscia, fu ad una d'esse che stamane giunse la mia barca, da delicati venti pilotata, fra i monti Euganei mi trovai e ascoltavo il peana che legioni di cornacchie alzavano al maestoso sorgere del sole." Direi tanta roba.
poco ho lasciato i ruderi nel monastero degli Olivetani, adesso mi sto dirigendo verso il Corno del Venda. Vorrei provare a fare anche qualche ripresa col drone, visto che su al monastero non c'era la possibilità, perché tra l'altro è vicino a una base militare, quindi zona un po' interdetta al volo, ma provo a salire su al Corno del Venda. Vediamo un po' com'è anche questa scarpinatina. Bene, qui mi indica Corno del Venda, sono 510 metri e la cosa bella di questo Monte Venda è che ci sono veramente tante persone e ho appena visto una compagnia grandissima, immensa di persone dalla Toscana, ed è bello vedere come il Veneto suggestioni ancora al turismo. È proprio bello, sono contento di aver condiviso un pezzo di sentiero anche con delle persone di un'altra regione. In teoria qui dietro si potrebbero vedere anche i Colli Iberici, però il Venda da questa parte non è molto generoso, non mi lascia tanto ammirare il bel paesaggio che si potrebbe vedere, ma c'è una bella vegetazione fitta. Niente, faccio due parole sul Venda, che mi sembra giusto, e è il monte più alto dei Colli Euganei, è alto circa 601-603 metri sul livello del mare e si trova tra i comuni di Teolo, Cinto Euganeo e Galzignano Terme. Tra l'altro Galzignano Terme è il comune dove ho lasciato giù la macchina e niente, diciamo che prende una bella fetta di territorio della provincia di Padova. È un monte secondo me aspro da un punto di vista delle pendenze, però riesce a darti anche degli scorci veramente molto belli, specie dalla parte del monastero degli Olivetani. Quindi diciamo che se uno vuole farsi un po' di gamba, qui può sicuramente trovare pane per i suoi denti. Credo che le stagioni migliori in cui venire qui siano l'autunno e la primavera. Secondo me veramente c'è una pace, c'è una tranquillità e si ritrova l'equilibrio con il proprio spirito. Anche questo sentiero del ritorno è molto bello. Qui si attraversa un bosco di castagni centenari, veramente interessante. Ci sono anche tante zone dove poter fermarsi per fare un picnic e questo è più consigliato per le famiglie, insomma più per gente che non è tanto esperta di camminare. E comunque il sentiero 9 del Venda diciamo che è il sentiero più semplice, quello più tranquillo, quello più da passeggiata domenicale, però sa dare degli scorci veramente veramente belli e importanti. Guardate qua ad esempio.
Allora, per chi vuole stare in quota c'è da sbizzarrirsi come non mai, si può fare veramente anche tanta fatica volendo. Per chi invece vuole venire qui e farsi una passeggiata tranquilla, fa sentiero numero 9, ma comunque qui si apre veramente un ventaglio di possibilità e di opzioni veramente molto interessante. Da qui passa anche l'alta via degli Euganei, quindi devo dire che come luogo di concentrazione per camminatori può essere molto interessante. Ecco qui dietro la famosa zona dell'anfiteatro del Venda, su monastero degli Olivetani dove sono stato prima. Qui sotto, in questo anfiteatro appunto, in estate si tengono anche dei bellissimi concerti veramente suggestivi, e se guardate in calendario sicuramente qualcosa per l'estate sta venendo fuori. Quindi questa è tutta una zona da tenere in seria considerazione per un sacco di cose, oltre che il camminare. Qui si mangia bene, qui si beve bene, ci sono un sacco di cantine, qui si vede musica, qui veramente non ci sono parole per dire quanto io vi voglia invitare a venire in questa zona, Colli Euganei, Colli Iberici. Sono una palestra, oltre che per le gambe, anche di vita, perché insegnano tanto, questi colli insegnano tanto veramente. Eccomi qua, sono ritornato a Casa Marina e vi volevo dire che in questi anni ci siamo abituati tanto a confrontarci con noi stessi. Ora è il momento di tornarci a confrontare con gli altri, ce n'è estremo bisogno e me ne rendo conto sempre di più camminando, incontrando gente e facendo anche dei bei dialoghi, dei bei discorsi. C'è voglia di rinascita, quindi forza e coraggio che si rinasce tutti quanti insieme. Ciao a tutti, al prossimo video, scrivetemi i soliti commenti, le vostre idee e cosa ne pensate, iscrivetevi al canale e io vi saluto, ciao ciao!